Non c'è pace in altopiano. Dopo i danni causati dai cinghiali ai prati e ai pascoli del comprensorio dei 7 comuni, tornano in azione i lupi e riparte il drammatico conto delle predazioni danni di malghe e allevamenti. Nelle scorse ore è stata sbranata una manzetta di razza rendena di soli 8 mesi nella zona di Montecorno, sopra Conco. Ai malgari non è rimasto che constatare l'aggressione che fortunatamente ha riguardato un solo capo. Sorprende però la modalità, dato che in questi giorni l'area è piena di turisti, compresi moltissimi camperisti che affollano piazzole e prati a 2 passi dalle malghe. Un branco è però attivo in zona dall'inizio dell'estate con un numero altissimo di predazioni nella fascia compresa fra il Montecorno e Cimafonte. Dall'altra parte dell'altopiano, a Foggia, è stato invece predato un montone di una pregiata razza che è considerata in via di estinzione. L'animale era all'aperto in Val Capra, dove da qualche tempo invece non si verificavano attacchi agli animali da parte dei selvatici. 2 episodi che confermano ancora una volta il trend di questa estate che ha visto i lupi protagonisti di aggressioni a bovini, compreso un vitello nato da poche ore, ovini, capre e perfino cavalli. E l'altopiano non sa più a che santo votarsi.